music, we like the disco sound. Hey, that is back. Club. I want my baby back. It's great, it's great. See well away. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. If I had my way, give me back today. 'Cause you only take to see me again. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. It's too much to lose, I'm not too strong. Maybe it feels, come with the way that it can't go on. Black is black, ooh, I want my baby back. It's gray, since he went away. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I'm feeling blue. I'm feeling blue. L'anno era il 1977, loro erano la Belle Époque, Black is Black, gran pezzo della disco dance anni 70, le 12, 5 minuti e 15 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Capitaneria di Porto riapre i suoi battenti. Antonino Danna al microfono con voi. Buon pranzo. Beh, com'è andato sto Ferragosto? Che avete mangiato? Che avete fatto di interessante? Raccontateci questo vostro Ferragosto. 0292947222, il telefono è aperto alle vostre esternazioni, è vero. Allora, bella gente, vi ricordo come sempre: date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete il Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, torna oggi alle 15. Vi perdete non Auto da Fè ma Onda Libera, il ritorno di Giulio Cainarca, che è appena avvenuto sotto le vostre orecchie. E poi la rassegna stampa di Semivarin, che viene fatta dal sottoscritto in supplenza fino al 29 di agosto, videopillole, molta altra bella robina ancora. Vi ricordo appunto 0292947222. Francesco, grazie anche a te per questa parte ulteriore di trasmissione. Poi all'una, come sempre, ci sarà il cambio dei macchinisti a Napoli Piazza Garibaldi, salirà in cabina comando la nostra Sveva e di conseguenza con lei arriveremo alle ore 15. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo con Fulvio Furlan, il segretario generale della Wilca, del gender pay gap, la differenza di stipendi tra uomini e donne nel mondo dei bancari, e non solo. Parleremo con Maddalena Baldini, ci porterà nelle Cinque Terre, andremo a vedere che cosa si mangia di buono, che cosa c'è di bello da vedere.
tanto ovviamente, e poi ça va sans dire, avremo il mercatello, visto che è il 18 agosto, l'estate sta finendo, un anno se ne va. Eh sì, perché a questa altezza più o meno del calendario succedeva quella cosa. Ah, che dolore, ve lo giuro, se ci penso mi sento male mi piglia quell'angoscia, quel senso di gni 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 gni, non so a voi se lo prendesse, però mi veniva quello gni 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 gni, perché uno diceva: "Ah, è il 18 agosto, accendo la televisione, la pubblicità dello zaino, la pubblicità del diario, la pubblicità del dizionario", e tu dicevi: "No, non è possibile, a settembre devo tornare a scuola, manca ancora un mese", ma tu non ti godevi più l'estate, te la avvelenava e finivi proprio avvelenato in pieno con 'sta cosa. Ma comunque, mercatello, parleremo di questo, avremo la nostra consueta colonna sonora. Vi ripeto 0292947222 se volete intervenire per telefono. Andiamo a fare un giretto intanto sulle agenzie del nostro paese, le principali, le tre grandi, l'ADN, l'AGI e l'ANSA, naturalmente, e vediamo un pochettino che cosa salta fuori. Vediamo un po'. Vabbè, c'è la camera ardente di Pippo Baudo, il dolore di Katia Ricciarelli e di Mara Vanier, tanti fan per l'ultimo saluto, funerali il 20 agosto nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello. Ucraina, Trump, Zelensky può porre fine alla guerra, rinunci alla Crimea e alla NATO, però nel frattempo i russi continuano a bombardare, a Kharkiv almeno 7 morti, tra cui una bimba di 18 mesi. Greta Thunberg blocca una raffineria in Norvegia. Il petrolio è morte. Vabbè. Pavia, un ragazzo purtroppo annega nel Po, ve l'abbiamo detto già stamattina, trascinato dalla corrente vicino al Ponte della Becca nel comune di Mezzanino. Olbia fermato col taser, 57enne muore in ambulanza. GP Austria, dominio Marc Marquez davanti ad Aldeguer, disastro Bagnaia. Andiamo a vedere anche l'Agi. Eccola qui, anche l'Agi apre con la camera ardente a Pippo Baudo. Il Teatro delle Vittorie intitolata a Baudo, Banfi lancia la proposta alla RAI. Gli omaggi dalla battuta di Grillo al papà artistico della Cuccarini. Infarto al mare, muore storico cameraman barese, Dio lo accolga. Droga in lattina consegnata a domicilio, arrestata una donna a Roma. Poi abbiamo ovviamente anche l'incontro alla Casa Bianca, anche qui Trump, Zelensky e poi le famiglie, insomma i leader europei. I bambini di Gaza sono nemici, l'Australia respinge un deputato del sionismo religioso, il triste matrimonio di un ex ostaggio di Hamas. Renzi, dopo l'addio a Mondadori, io cancellato da Mediaset. A Santa Prudenziana il mosaico dell'iperspazio, multa salatissima alla Qantas per licenziamenti illegali durante il Covid, boom di turisti nei musei statali nel corso del ponte di Ferragosto, ruba l'identità un imprenditore, si compra un'auto di lusso, denunciato pensionato. Oh, quelle belle truffe di una volta. Donna partorisce in spiaggia da sola, poi in ospedale rinuncia alla neonata. E allora andiamo a vedere questa notizia. Tempo che si carica, stanno arrivando le immagini. Ecco qua. Successo tra l'altro, vedo sulla spiaggia di Caulonia in provincia di Reggio Calabria. Andiamo a vedere che cosa è accaduto purtroppo. Boom di turisti nei musei. Ecco qua. Allora, vediamo un po' che cosa è successo. Una donna di 30 anni originaria del Piemonte ha partorito una bambina sulla spiaggia di Marina di Caulonia senza l'aiuto di nessuno. Sempre da sola la donna è andata poi al pronto soccorso dell'ospedale di Locri e lì ha detto al personale di voler rinunciare alla bambina. La donna si trovava in vacanza nel piccolo comune del Reggino. Secondo procedura l'ospedale ha informato l'autorità giudiziaria.
La piccola, che è in buone condizioni di salute, è stata trattenuta nel reparto di pediatria nell'eventualità di un ripensamento alla madre. Se il termine previsto per revocare la rinuncia dovesse trascorrere senza ripensamenti, per la bimba sarà avviato il percorso di affido temporaneo. Abbiamo poi, sempre dall'Agi, il boom appunto dei turisti nei musei statali durante il ponte di Ferragosto, classifica dei più visitati. Sentiamo un po', sono stati circa 470.000 gli ingressi nei luoghi della cultura statali aperti in Italia nel lungo ponte di Ferragosto 2025. Nella sola giornata del 15 di agosto, fa sapere il Ministero della Cultura, i visitatori totali sono stati 161.278, in crescita rispetto allo scorso anno. Di seguito, ecco i primi dati provvisori complessivi degli ingressi di 15, 16 e 17 di agosto 2025. Parco archeologico del Colosseo, Colosseo Anfiteatro Flavio, 76.860. Parco archeologico del Colosseo, Foro Romano e Palatino, 50.393. Pantheon, Basilica di Santa Maria ad Martires, 35.813. Però, Parco archeologico di Pompei, area archeologica di Pompei, 29.361. Galleria degli Uffizi, gli Uffizi, 27.370. Galleria dell'Accademia di Firenze, 23.033. Castel Sant'Angelo, 12.346. Reggia di Caserta, 12.083. Musei Reali di Torino, anche questi molto belli, 10.996. Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, 6.260. Castel Sant'Elmo, Museo del Novecento a Napoli, 5.698. Parchi archeologici di Crotone e Sibari Le Castella, 5.031. Grotte di Catullo a Sirmione, 4.922. Museo d'Arte Sacra della Marsica, 1.048. Diamo alcuni dati. Museo del Bargello, complesso di Or San Michele, 774. Quello che ha fatto meno di tutti, il Museo Archeologico Nazionale del Melfese, Massimo Pallottino e Castello Svevo di Melfi, 721. A questi dati si aggiungono 40.720 visitatori del Vive, il Vittoriano e Palazzo Venezia, e 10.744 ingressi nelle Gallerie degli Uffizi Giardino di Boboli. Così l'Agi, scusate. Però io volevo darvi questa cosa del tizio che si è presentato per un altro e si è comprato l'auto di lusso, perché come vedete c'è ancora quest'Italia che prova a fare pacco, doppio pacco e contropaccotto. Ne scrive la brava Manuela D'Alessandro, che prossimamente tra l'altro sarà nostra gradita ospite. Ruba l'identità a un imprenditore, si compra un'auto di lusso, denunciato pensionato. Un 73enne con diversi precedenti penali si è di fatto sostituito all'ignara vittima per acquistare un Audi A3 pagandola 46.000 euro, rivendendola a una terza persona a 26.000. Ha rubato l'identità a un imprenditore brianzolo e si è comprato un'auto di lusso. Protagonista della vicenda riferita dai carabinieri di Mariano Comenza è stato un pensionato di 73 anni con diversi precedenti penali, residente in provincia di Napoli, che avrebbe utilizzato documenti di identità fiscali ed economici falsamente intestati alla vittima. L'anziano è stato denunciato per i reati di sostituzione di persone e acquisto fraudolento di auto. Il furto di identità si sarebbe realizzato nel giro di pochissimi giorni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, ha attivato il 7 maggio 2025 un conto corrente online e tra il 9 e il 12 di maggio, sostituendosi completamente all'ignara vittima, ha comprato un Audi A3 in un concessionario auto di Parma, pagandolo con un finanziamento Volkswagen Financial Service di 46.383 euro. No, scusate un attimo. Questo è riuscito addirittura a farsi dare i soldi dalla finanziaria della Volkswagen, non ho parole. L'auto, ritirata dall'autosalone il 15 maggio del 25, è stata poi rivenduta per 26.000 euro a una terza persona. L'inchiesta è nata dalla denuncia dell'imprenditore di Mariano Comenza e presentata il 19 maggio. L'identificazione del presunto truffatore è avvenuta grazie all'applicativo SARI, sistema di riconoscimento facciale, ed è stata confermata anche dall'addetta alla consegna del veicolo che lo ha indicato come l'acquirente.
La tenenza dei carabinieri di Mariano Comense sta svolgendo ulteriori indagini per individuare eventuali complici. Ora dico io, no? Cioè tecnologie, autorizzazioni, qua e là, poi t'arriva questo qui, riesce ad aprirsi un conto online, a farsi finanziare la macchina, la compra e la vende a un altro. Lo trovo splendido. Lo trovo splendido per qualunque possa essere. L'intelligenza artificiale troverà sempre un essere umano che la frega, c'è poco da fare. Andiamo all'ADN Kronos, Greta Thunberg appunto dice: "Mi si nota di più se vado in Palestina o se torno a occuparmi di ambiente?" E allora state a sentire l'ADN Kronos. Greta Thunberg alla guida di circa 200 attivisti per il clima per bloccare la più grande raffineria di petrolio norvegese. L'azione mira a chiedere lo stop dell'industria petrolifera del paese. Gli attivisti di Extinction Rebellion si sono piazzati sulla strada, bloccando l'ingresso della raffineria di Mongstad a Bergen, sulla costa sud-occidentale della Norvegia, mentre kayak e barche a vela ostruivano l'ingresso del porto. Siamo qui perché è chiarissimo che non c'è futuro nel petrolio. I combustibili fossili portano morte e distruzione, ha dichiarato la Thunberg, aggiungendo che i produttori di petrolio come la Norvegia hanno le mani sporche di sangue. Gli attivisti hanno dichiarato che intendono proseguire con una serie di proteste in Norvegia per tutta la settimana. La raffineria di Mongstad è proprietà del colosso petrolifero norvegese Equinor, la cui maggioranza è detenuta dallo Stato. Gli attivisti hanno chiesto ai politici norvegesi di presentare un piano per eliminare gradualmente petrolio e gas. La Norvegia, il maggior produttore di petrolio e gas dell'Europa occidentale, viene regolarmente criticata per la sua produzione di petrolio e gas. Oslo insiste sul fatto che la sua industria crea posti di lavoro e sviluppa know-how e sottolinea l'importanza di garantire forniture energetiche stabili all'Europa. Equinor ha dichiarato che intende mantenere stabile la sua produzione di petrolio nel paese a 1,2 milioni di barili al giorno fino al 2035 e prevede di produrre 40 miliardi di metri cubi, 52 miliardi di yarde cubiche di gas all'anno entro il 2035. Ora, io settimana fa, un paio di settimane fa, è stato prima di Ferragosto, ho scritto, scusate se mi cito addosso, ho scritto un articolo per Italia Oggi e in questo pezzo per Italia Oggi io ho raccontato il problema delle isole Lofoten appunto in Norvegia. Le isole Lofoten da una ventina d'anni a questa parte più o meno sono oggetto di uno osceno turismo, anzi overtourism che arriva da buona parte dell'Europa e questo perché molto semplicemente la gente ha visto sui social che è un posto che definire incantevole è veramente il minimo e quindi da allora ha preso d'assalto questa parte, questo arcipelago della Norvegia che peraltro si trova all'interno del circolo polare artico. Ora, egregia Thunberg, se il tuo paese può schifare i turisti alle Lofoten, addirittura cancellare le eventuali, come si dice, cancellare le eventuali attività, oddio, come lo possiamo definire? E può cancellare le eventuali campagne promozionali per quanto riguarda la, le isole Lofoten, proprio grazie al petrolio, e ti devi decidere un pochino su quello che vorrai fare da grande, perché se tu vuoi condannare il petrolio mi sta anche bene, ma una volta che lo condanni devi anche avere la bontà di decidere se tenerti l'overtourism in quelle delle isole Lofoten oppure no. Perché anche quello crea inquinamento, anche quello crea dei problemi. E quindi che vogliamo fare, cara ragazza? Siccome è molto più facile presentarsi e dire: vabbè, però è tutto brutto, fa tutto schifo, il petrolio è cattivo e qua e là", allora ci si impegna senza molta, diciamo, convinzione, per, ottenere questi risultati.
E questo poi accade, che in altre parole cosa avviene? Che si mena il can per l'aia. Questa è la realtà dei fatti, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. E tra l'altro mi correggono dalla regia dicendo che Greta Thunberg è svedese, non norvegese, siamo d'accordo, però io trovo di un'estrema ipocrisia prendersela col petrolio quando in realtà il petrolio, oltre a garantire un enorme sviluppo e benessere all'Occidente e più in generale al mondo evoluto, permette anche nel corso dell'inverno di avere riscaldamento e di avere anche la possibilità di trasportare, costruire, fare e dire. Se alla signora Thunberg, alla signorina Thunberg non interessa vivere in un mondo così, può sempre chiudersi in qualche bella caverna con gli orsi e campare, che ne so, mangia grasso di balena, pelli di foca, si copre con le pelli di foca, tutte queste robe qua. Però poi per coprirsi con le pelli di foca deve ammazzare le foche, quindi deve un po' decidere che cosa vuole fare da grande la signorina Thunberg, perché francamente grazie alle sue sparate e a quello che ha fatto, noi ci troviamo anche con un Occidente, anzi con un'Europa che ha deciso di suicidarsi, distruggendo per esempio la propria industria automobilistica. E quindi ringraziamo la nostra Greta anche di questo risultato, anche di aver convinto i cosiddetti potenti in Europa ad adottare roba tipo il Green Deal, tutte queste robe qua, veramente. Che altro dire? Che ti vogliamo bene, Greta, tanto tanto. Però ora lasciaci stare. Andiamo a Lanza, a Drenchia, in provincia di Udine. Da 10 anni non nasce un bambino. E ci dispiace. Indagine del piccolo sul calo demografico in Friuli. Eccoci qua. Drenchia Udine non vanta solo il primato di essere il più piccolo comune del Friuli Venezia Giulia, ma anche quello dove l'inverno demografico è più rigido. L'ultima nascita iscritta all'anagrafe risale niente meno che all'anno 2015, e cioè la bellezza di 10 anni fa. Ci dispiace molto, insomma, vedete che potete fare per ripopolare questo sicuramente ameno e gradevole paese, che è la cosa più importante. Vediamo un po' che ora si è fatta, le 12, 24 minuti e 48 secondi. Noi nel frattempo proviamo la nostra trasmissione e in particolare proseguire la nostra trasmissione 12:25. Adesso vi ricordo 0292947222 se volete intervenire attraverso il telefono e dire la vostra su quello che accade in queste nostre amate lande e più in generale anche nell'orbe terracqueo, come dice la nostra premier. Francamente, raccontarvi della come si chiama, della camera ardente di Pippo Baudo non mi sembra proprio il caso, visto e considerato che Pippo Baudo, pace all'anima sua, è morto, avrà i funerali il giorno 20. Continuare a raccontare alla gente chi è che va alla camera ardente di Pippo Baudo, non capisco il senso, però ora vedrete che fino a mercoledì ci rifilerà Pippo Baudo in tutte le salse possibili e immaginabili, e qui torniamo sempre a lo possiamo dire, a quel voyeurismo della morte che viene fatto ogni qualvolta c'è un illustre defunto. E allora quando arriva l'illustre defunto, puntualmente noi ci troviamo davanti 3 giorni di fila, 3 giorni di lutto, 3 giorni di discussione, in cui il morto viene ricordato in tutte le salse, in ogni modo. Ma io lo conoscevo bene, io qua, io là, il morto così, il morto cosà, il morto a destra e il morto a sinistra. E poi puntualmente succedono le solite cose, no? Che poi qual è la cosa più disgustosa? La cosa più disgustosa è che come sempre,
è un continuo io e il morto, non è mai la narrazione della vicenda umana, del ruolo del morto, del rapporto di quello che t'ha insegnato. No, puntualmente si presentano tutti come io e il morto, e va bene così. Ok, perfetto. Niente di che, insomma, gli italiani accorrono sempre in soccorso del loro io e della loro presunzione allorquando c'è un morto eccellente. Che ora si è fatta? Le 12, 27 minuti e 36 secondi, il telefono è sempre aperto. Cosa state cucinando di bello quest'oggi? Ditemelo, vi prego. Sono curioso, io voglio sapere che vi state mangiando oggi, che state mettendo sui vostri fornelli e che cosa state, diciamo così, come potremmo dire, preparando quello che il buon profumino che si sente in casa. Cosa avete? Raccontatecelo, noi siamo qua per questo. Le 12, 28 minuti e 10 secondi, tra un po' avremo la pausa, ascolteremo Sabrina Salerno e Gio Squillo, Siamo donne del 1991, e poi, vi ripeto, il faccia a faccia con Fulvio Furlanni, il segretario generale della Wilca, sul tema del gender pay gap nel mondo bancario, e dopodiché Fabrizio De André con Creusa de Ma, e a seguire il faccia a faccia con Maddalena Baldini sulle Cinque Terre. Parleremo con lei appunto di questa parte straordinaria, meravigliosa, patrimonio dell'umanità, questa parte straordinaria della Liguria che Savà Sandir attrae ogni anno milioni di turisti da tutte le parti del mondo, e naturalmente non si può che essere orgogliosi di avere un posto così bello a disposizione dell'umanità, ma soprattutto, prima di tutto, da goderci noi italiani, perché molto spesso l'italiano, sì, vado a Sharm, vado qua, vado là, poi però le Cinque Terre non sa cosa siano, Tropea non l'ha mai vista, i borghi più belli d'Italia da nord a sud, figuriamoci, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, le 12, 29 minuti e 35 secondi, noi ci fermiamo, pausa, e ascoltiamo Sabrina Salerno e Gio Squillo, Siamo donne 1991, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. C'è chi dice che l'amore oggi non ha più valore, perché solo ai soldi pensa e alla fine mangia in mensa. Burattini incavallati da 1,5 milioni al mese, su e giù per la città, sulla jeep a fare spese. Attento che cadi, attento che cadi, attento che cadi, attento che cadi. C'è chi dice che l'amore oggi è in trasformazione, tipica mentalità, manager di società. C'è chi segue la carriera, poi a casa è cameriera. C'è chi muore dall'invidia, c'è chi lavora nei mass media. Ma che vita vuoi? In che mondo sei? Siamo donne, oltre le gambe c'è di più. Donne, donne, un universo immenso e più. C'è chi il mondo è un egoista e chi invece è un pacifista. C'è chi non cresce mai e si trova in mezzo ai guai. Chi ha la testa sulla luna e poi sfida la fortuna. C'è chi guarda nel passato e chi invece
L'anno era il 1991, questa era Sabrina Salerno insieme con Gio Squillo, attento che cadi, e a proposito, attento che cadi, Francesco, ma tu mi vedi per caso con lo schermo verde alle spalle o mi vedi con un'immagine alle spalle? Perché tra un po' in teoria io potrei tornare a essere anche visibile sui canali video Non ti vedo della proprio, nostra Anto. radio, se solo riuscissi ad attivare la chroma key. Quindi tra Antonino, un non ti vedo po'... proprio. Ah, non mi vedi proprio? Possibile. Cavolo. Vabbè. Allora avremo modo poi di fare le prove fuori onda, non c'è problema. Io però mi vedo qua con lo schermo verde alle spalle, quindi evidentemente questo benedetto Teams va ancora settato. Comunque, allora, si sono fatte le 12, 34 minuti e 43 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà e noi cediamo subito la parola, visto che appunto abbiamo evocato Siamo Donne, a Fulvio Furlan, segretario generale della Wilca, sul tema del gender pay gap. Vai pure, Francesco, grazie. E allora, questo lunedì è tornato a trovarci, gradito ospite come sempre, il segretario generale di Wilca, che è un sindacato nel mondo bancario, ed è Fulvio Furlan. Segretario, ben trovato e bentornato. Grazie, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, in questa puntata parliamo di gender pay gap. Possibile? Persino in banca una donna viene pagata meno di un uomo? È possibile, sì, i dati lo dimostrano. Noi abbiamo fatto appena pochi giorni fa una comunicazione dove si vede che nelle banche, come nelle assicurazioni, è un fenomeno che esiste. Poi ci sono differenze, si va da differenza del 28-56% in un'azienda come Sparcasse all'11,35 di Monte dei Paschi di Siena, e altre banche anche più grandi che si collocano intorno al 25% di differenza di, di retribuzione, come avviene anche nel mondo assicurativo, anche qui con percentuali che vanno dal 29% al 14% nel gruppo generale. Niente di meno. Senta, ma perché le ragioni di una differenza di paga simile? Allora, ovviamente quando si stipulano i contratti nazionali, il contratto nazionale è una paga uguale per tutti e in base all'inquadramento che la lavoratrice o il lavoratore hanno, e quindi lo stipendio base è lo stesso. Ovviamente quello che cambia sono poi una serie di elementi della retribuzione che sono sia variabili, ai quali magari si accede se si è in determinate posizioni, oppure in termini di sviluppo professionale. E quindi il fatto che ci siano delle donne e spesso molte donne vengano impiegate più nel back office piuttosto che nel front office, dove c'è magari maggiore possibilità di sviluppare il rapporto col cliente tramite trading e lavoro da gestore, questo poi produce minore sviluppo professionale o minore possibilità di accedere a sviluppi di distribuzione variabile che incrementano quella fissa. Capito. E questo dipende da vari fattori. E quali sono questi fattori? E molti sono legati anche alla conciliazione dei tempi vita-lavoro, perché o alla possibilità o al fatto che le aziende non investano magari su personale femminile, perché semplicemente solo per il fatto che quando diventano mamme magari chiedono il part-time e allora non investono quanto noi riteniamo sarebbe corretto investire, anche perché è ampiamente provato che il lavoro part-time, per esempio, non è un fattore di riduzione della produttività, anzi in proporzione le donne in part-time sono più produttive di personale full-time e naturalmente anche di quello maschile.
Quindi ci sono da superare alcuni scogli, alcuni sono di carattere oggettivo, perché c'è un impiego del tempo e delle possibilità di conciliare i tempi vita-lavoro diversi, e alcuni di carattere sociale, perché purtroppo siamo ancora un paese dove i permessi per maternità e paternità sono ampiamente differenti, e quindi le donne, insomma, come sappiamo, hanno sovraccarichi familiari e sociali molto più alti di quelli che hanno gli uomini. E quindi va affrontato a tutto tondo questo tema, sia in termini ovviamente contrattuali, sia in termini di cultura aziendale, sia anche con soluzioni di relazioni sindacali, quindi favorendo la conciliazione dei tempi vita-lavoro, sia anche con delle leggi che favoriscano anche alle donne la possibilità di non avere come dire, impedimenti, come purtroppo sta avvenendo. Anche se la strada, insomma, sono stati fatti molti passi avanti, ma vediamo la strada ancora lunga. Segretario, ma la banca è donna, cioè in prevalenza ci sono più donne o più uomini? Ma adesso io non ho il dato preciso, ma siamo abbastanza su una sostanziale parità, forse c'è una leggera preponderanza di personale maschile, ma posso assicurare che il personale femminile c'è, è molto preparato, a volte molto più preparato di quello maschile, a parità di ruoli, e magari però ha più difficoltà a crescere nello sviluppo professionale, e come spesso accade le donne in più lo fanno avendo anche dei carichi familiari, degli impegni extra lavorativi molto più pesanti. Senta, Papa Francesco diceva che dove comandano le donne le cose vanno molto meglio, sia a livello di organizzazione che a livello di gestione. Mi dica la verità, lei ha riscontrato questo, o uomini e donne sotto questo profilo si equivalgono? Ma credo che si equivalgano, con caratteristiche diverse. Poi io credo che le persone vadano, come dire, giudicate in quanto persone, non in quanto donne o uomini. Quello che è sicuro è che va superato il pregiudizio che la donna abbia meno qualità o meno possibilità di essere in capo di quanto lo siano le altre, cosa che purtroppo tuttora avviene. Se vediamo, per prendere il mondo bancario, abbiamo sulle principali 10 banche una sola donna amministratrice delegata in BNL, e tutti uomini, e la classe dirigenziale è prevalentemente maschile. Ma dove invece succede che le donne comandano bene, altrettanto bene. Poi ovviamente, ritorno a dire, essendo delle persone, anche loro con i loro difetti, come ce li hanno gli uomini. Io credo che quando si parli di parità bisogna parlare proprio di parità e non di classifiche di merito o tra uno e l'altro, ma identificare la persona nel merito dei suoi comportamenti e delle sue scelte. Certamente. Per quello che posso dire, come organizzazione sindacale, noi abbiamo moltissime donne in ruoli importanti. Donne sono responsabili di segreterie di coordinamento in gruppi importanti come Intesa San Paolo e Banco BPM, per la Wilca. Abbiamo donne segretarie generali di regioni importanti come Veneto, Lombardia, Friuli, Piemonte, quindi non riscontriamo assolutamente differenze, anzi crediamo che ne servano molto di più, perché credo che serva molta più differenza di visione nell'affrontare i temi, perché le differenze sono sempre un valore se poi si riesce a portare le differenze a una sintesi che va a favore, in questo caso, di un'organizzazione o della collettività. Sicuramente possiamo vedere che c'è molta più bisogna spingere e incentivare
molto di più. Per esempio, parlo per il sindacato, presenza femminile al sud, e perché dove poi abbiamo donne del sud che acquisiscono ruoli importanti, si dimostrano bravissime, quindi lì bisogna spingere ulteriormente. Senta, diventare madre, quante facilità e quante difficoltà invece riscontrano ancora le donne che lavorano nel settore bancario? Devo dire che noi abbiamo fatto una serie di contratti nazionali e ci sono dei contratti aziendali che poi, come dire, integrano quanto fatto nei contratti nazionali, che danno amplissime possibilità alle donne di avere, di affrontare la maternità con grandissima serenità, sia dal punto di vista occupazionale, questo anche per le leggi che ci sono, ma anche per professionale, nel senso di poter rientrare nell'attività che svolgono quando diventano, si apprestano a diventare mamme, e poi dopo nel periodo che sono mamme, tra l'altro anche con vantaggi economici rispetto al fatto che anche per esempio la maternità il rischio viene pagata al 100%, insomma abbiamo anche delle soluzioni che favoriscono economicamente. È certo che poi una volta che sono rientrate in servizio bisogna lavorare, e su questo è stato uno dei temi dell'ultimo rinnovo del contratto nazionale, sul benessere lavorativo, ovviamente a 360 gradi, non solo per le donne, ma e sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro, soprattutto in un mondo in cui il lavoro diventa può essere sempre più flessibile. Si può coniugare la presenza sul posto di lavoro, che è sempre importante perché la socialità sul posto di lavoro è fondamentale, ma anche la possibilità di poter lavorare da remoto, non sempre, ma modulando queste due formule. E questo senza che si abbiano penalizzazioni dal punto di vista professionale, anzi, dando l'opportunità di avere uno sviluppo professionale utilizzando queste forme, se utilizzate correttamente e non e quindi per superare quei pregiudizi o quelle limitazioni che si diceva all'inizio. Aggiungo una cosa, noi abbiamo per esempio un'azienda con cui abbiamo avuto un po' di difficoltà con Unipol per esempio nel settore assicurativo, per poca spinta verso, diciamo così, non vede come strumento di riferimento quello dello smart working, il cosiddetto lavoro agile. Però il presidente Cimbri ha fatto un'osservazione su cui si potrebbe provare poi a lavorare, dove lui dice se si può utilizzare lo smart working per dare delle opportunità alle donne, conciliare i tempi vita-lavoro in modo da non avere penalizzazioni in termini professionali, e su quello siamo disponibili. Ecco, questo è uno degli elementi su cui si possono aprire dei tavoli di confronto, perché crediamo che ogni soluzione debba poi passare dalle relazioni sindacali, con la cultura che le relazioni aziendali e del sindacato, che le relazioni sindacali sono il luogo dove si trovano le soluzioni insieme fra sindacato e azienda a favore delle lavoratrici e dei lavoratori. Ecco, in questi tempi si sta molto parlando in Italia anche dell'introduzione del congedo parentale pure per i papà. Visto che parliamo di donne e di gender pay gap, una degli evidenti gap è che le donne partoriscono e i maschi no. Ma a maggior ragione, questo nel settore bancario come viene gestito? C'è questa esigenza? C'è assolutamente, ma non è un'esigenza che si riscontra nel paese, e fa parte di quella, come dire, quella visione un po' limitata dal punto di vista sociale, culturale, per cui il congedo parentale deve aspettare solo alle donne. Io credo che i maschi, io per primo, che ho avuto 2 figli e ho cercato di dare una mano, ma non quanto ovviamente l'impegno che ci mettono le donne. Ecco, noi
maschi per primi dovremmo favorire questo ricambio culturale, partendo noi per primi dal presupposto che non è una limitazione prendere il congedo parentale, ma anzi è un'opportunità per ampliare anche le nostre possibilità di relazione con la famiglia, con i figli, e consentire alle donne di avere degli spazi analoghi ai nostri, sia dal punto di vista familiare che dal punto di vista lavorativo. È un problema culturale, come tutti i problemi culturali, le soluzioni non sono immediate, non sono semplici, ma bisogna andare in quella direzione. Credo che le ultime disposizioni legislative, gli accordi che sono fatti nelle aziende vanno in questa direzione, però le soluzioni, una volta che con le leggi o con le norme, con gli accordi si definiscono le possibilità, quelle possibilità vanno, come dire, agite, altrimenti rimangono solo sulla carta. Senta, molto spesso le donne vengono anche discriminate sul lavoro perché possono essere molestate, possono essere per esempio demansionate, ritenute come incapaci di raggiungere determinati obiettivi e così via. C'è ancora questo, come potremmo dire, ci sono ancora uomini che odiano le donne, per usare il titolo di un romanzo di Stieg Larsson? Purtroppo la cronaca recente lo dimostra, e non solo sui posti di lavoro. E purtroppo il problema dei femminicidi, ma non solo il femminicidio, della violenza sulle donne, la violenza anche economica, quella di non dare autonomia economica alle donne per costringerle ad avere un rapporto di sottomissione, sudditanza, esiste in larghe fasce della nostra società, non soltanto, e a vari strati sociali. Purtroppo ce ne stiamo accorgendo dai riscontri quotidiani delle notizie che arrivano, e trovo molto puerile, ipocrita provare a dire che è un problema di chi arriva da altre culture, da chi non ha da altre nazionalità, perché purtroppo abbiamo visto che soprattutto gli ultimi episodi di violenza sono tutti di italiani su donne italiane, quindi purtroppo i dati smentiscono questa falsa come dire, narrazione. Questo ovviamente nasce anche da piccoli comportamenti ingiusti, sbagliati, magari sui luoghi di lavoro. Io devo dire che in banca, essendo tutte delle grandi aziende molto strutturate sia dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista anche delle norme, degli accordi, della presenza molto forte del sindacato. Consideri che circa il 75% dei lavoratori bancari sono sindacalizzati, cioè iscritti a un sindacato. Questo fenomeno non è un fenomeno, quello della discriminazione, o piuttosto peggio della violenza o di situazioni improprie verso le donne, che registriamo frequenza, però purtroppo accadono, perché poi le persone che si comportano male ci sono ovunque, e diciamo che il controllo sociale che c'è in banca è abbastanza forte, e appena ovviamente noi abbiamo notizie di questo genere si interviene immediatamente, e devo dire che le aziende sono molto attente a cercare di evitarlo. Quindi bisogna su questo fare grandissima, come dire, presidio, grandissima attenzione, perché le donne in questo caso, ma in generale i soggetti deboli dentro le aziende e comunque nella società, abbiano protezione e abbiano possibilità di denunciare senza temere ripercussioni, ma anzi avendo il sostegno sociale della comunità in cui vivono, e anche delle leggi e delle norme che devono tutelare. Senta, per concludere, secondo lei qual è il primo vero grande ostacolo
da rimuovere per arrivare a un'effettiva parità nel settore bancario? Il pregiudizio o il condizionamento che ci possano essere differenze di, come dire, rendimento se ci sono, come dire, se c'è un diverso tempo lavorato o una diversa modalità di lavoro, perché si può, come dicevo prima, essere efficienti, produttivi e quindi essere come dire, destinatari di riconoscimento dei propri meriti, anche se magari una lavoratrice è part-time o ha appena finito il periodo di maternità, perché i dati peraltro dimostrano che è così. Quindi è da superare soprattutto un retropensiero che però non trova riscontri oggettivi. Probabilmente però è anche il dato più difficile, perché superare gli scogli come dire, dati da una certa impostazione culturale è più difficile che come dire, girare una rotellina e cambiare impostazione. Però credo che tutti si debba spingere in questa direzione. Sicuramente lo fa il sindacato. Devo dire che le aziende sono sensibili quando si parla di questi argomenti, poi però chi deve mettere in pratica quello che con le aziende si definisce. Abbiamo fatto moltissimi accordi a favore, a tutela contro la violenza sulle donne, contro queste situazioni deplorevoli, però poi bisogna che le persone le mettano in pratica e che le donne si sentano libere di rivendicare quello che è il loro merito, sapendo che ne hanno diritto e che è giusto che se hanno dei meriti gli siano riconosciuti, e noi dobbiamo sostenerle senza indugio e con grande convinzione. Molto bene. Allora, segretario, io la ringrazio ancora una volta del suo tempo e le do appuntamento tra una settimana. Grazie a voi, buona giornata. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ombre de muri de maine, donde ne veni tu vele cane, denșitu du valina se mostrania, e a neta na punto cu te luagu, e a monta la zeu che resto dio, o diavolo in se o se che fatto nio, ne shortimo da uma pesciva io se da odria, a fontana di cumbi tacca de pria. E anda, e anda, e anda, io. E anda, e anda, e anda, io. In tacca de pria chi che saia, in tacca d'udria,
non le mai na. Gente delicata facce de mandila, vuoi che tu lo preferisci là. Figlie de famiglia o tu de buon, che ti per mia senza alcun don. E anda, e anda, e anda io. E anda, e anda, e anda io. E a ste passe ve cose che tagliare, cose da bere, cose da mangiare, fritti a de pigne, gianco de portofin, cervelle de pe, tu immagino vin, lasagne da figlia ai quattro tu, faccivi negro dulce delle bre de cu. E andave, e andave, e andave. E andare, e andare, e andare. Enche a barca do vinho e naveguemos xiscante, emigranti do Rio, muito inteiro. Fin comatim crechada, poeiro recante, praticamente enia de fiche. Bacanta corda, Marcela Guerra, caneliga ne porta, antena creusa de mar. E andave, e andave, e andave. E andave, e andave, e andave. E andave, e andave, e andave. E andave, e andave, e Buongiorno Antonino, a te la linea. Allora, buongiorno a te, cara Sveva. Intanto, vabbè, finalmente mi potete vedere di nuovo. Per adesso mi vedete ancora con dietro questo schermo verde. Antonino, ti sei mutato, non ti sento più. Eccomi qua. No, dicevo, per adesso mi potete vedere ancora con questo schermo verde dietro, perché questo è il green screen della Chroma Key, solo che ancora non riusciamo a capire come farlo funzionare con Teams. Con Zoom funziona. Difatti d'ora in poi vedrete le interviste video registrate, ci sarà dietro, come è giusto, il logo di Radio Libertà. Con questo programma cercheremo di capire come farlo funzionare, così finalmente tornerete a vedermi, ma soprattutto vedrete lo sfondo di Radio Libertà. Per adesso non mi pare vada bene, quindi disattivo la webcam. È meglio che si ascolti almeno la mia voce. Per adesso siamo, diciamo, ancora in rodaggio, quindi lo dobbiamo sistemare qua su Teams, vedremo come fare.
Allora, Sveva, intanto ben trovata. Vedo che abbiamo fatto il cambio dei macchinisti a Piazza Garibaldi, sempre in orario. Bentornata. Hai passato un buon Ferragosto? Sì, assolutamente sì, sono stata in Toscana. Alla faccia mia. Vabbè, ma tu farai tutto questo a settembre, che è il momento migliore, meno caldo. Sì, in un certo senso sì, più che altro c'è anche una sorta di Schadenfreude, lo diciamo, insomma, tradotto al tedesco, godere delle disgrazie altrui perché gli altri vanno a lavorare e tu te ne vai in ferie. C'è anche questo senso un po' sadico È della giusto, vacanza. dopo un anno di lavoro è anche giusto godersene, no? Un pochino sì, ci sta, figurati. Io ho fatto le ferie corte, però comunque veramente bello, molto molto bello. Ho fatto il Chianti e la Valdoccia, quindi molto bello. Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. È una meraviglia, mia cara. Or dunque, il pezzo che avete ascoltato è Creusa de Ma di Fabrizio De André, Anno di Grazia 1984, quel bellissimo album uscito in quell'anno, per un disco che è semplicemente leggendario. Di che cosa parliamo adesso? Ora parliamo delle Cinque Terre, patrimonio UNESCO, della loro estrema, straordinaria bellezza. Chi ce lo racconta? Ce lo racconta come sempre Maddalena Baldini, giornalista enogastronomica, scrittrice. E allora, bella gente, venite con noi a conoscere il mondo delle Cinque Terre. Sveva, vai pure. E allora, anche questo lunedì io ho il piacere di ritrovare la nostra Maddalena Baldini, giornalista enogastronomica, scrittrice e in particolare anche curatrice del suo sito degustaviaggi.it, che io vi invito caldamente a visitare insieme al suo ultimo romanzo L'estate della pioggia per Armando Editore, che peraltro mi dicono sta avendo un buon riscontro di interesse e simpatia da parte dei lettori. Difatti ieri, se non sbaglio, c'è stata una presentazione a Sarzana, quindi a maggior ragione mi fa piacere, insomma, avere la possibilità di parlare con te tra un impegno e l'altro. Allora, io adesso caricherò questa mappa e credo che l'argomento di oggi sarà evidente a tutti. Lo diciamo per chi ci sta seguendo per radio. Intanto buongiorno e ben trovata. Di che cosa Certo. si tratta? Buongiorno Nino. Come fai vedere tu in questo momento siamo in un territorio meraviglioso che è quello delle Cinque Terre, quindi territorio conosciuto a livello mondiale direi, perché a parer mio è una delle zone più belle dell'Italia e ribadisco, è una delle zone più belle del mondo, tanto è che arrivano veramente turisti da tutte le parti del globo. Per la precisione siamo nella riviera di Levante della Liguria, quindi tra la provincia di La Spezia e la provincia di Genova, su un territorio costiero di circa 10-15 chilometri. E in questo poco spazio, perché effettivamente sono pochi chilometri, penso che ci sia uno spaccato della nostra Italia meraviglioso. Sono questi 5 borghi marinari, Monterosso al mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore, che comprendono appunto queste 5 terre e dalla fine degli anni 90, se non ricordo male, dal 97 sono state riconosciute come patrimonio dell'UNESCO. Ma pensate, non solo per la loro bellezza, per il loro mare, perché sono delle località, sono dei borghi che proprio si affacciano, si specchiano, quasi si tuffano sulle acque del Mar Ligure. Sono state riconosciute patrimonio dell'UNESCO perché c'è un'interazione e un'armonia perfetta tra la natura e l'uomo, e questo è un elemento fondamentale. Tanto è che negli ultimi tempi sono stati avviati anche dei piani di riqualificazione legati proprio a quella che viene classificata come architettura ambientale, proprio per far sì
che questa sintonia tra uomo e natura, che dura da millenni, perché ci sono tracce umane in questo territorio sin dai tempi dell'antichità, cioè è proprio questo legame talmente forte che ancora oggi viene conservato, preservato e viene mostrato al mondo in tutta la sua bellezza. Io sono particolarmente legata a questa zona, un po' perché mi riporta indietro all'adolescenza, ma effettivamente poi chi visita le Cinque Terre rimane affascinato da questo mix di mare, di natura, spesse volte anche quasi aspera, no? Sì. Nell'arco di pochi metri praticamente si passa dal mare alla montagna quasi. Le spiagge ovviamente non sono sabbiose, ma sono spiagge o con la ghiaia o addirittura con la pietra. E la caratteristica di questi borghi, di queste case variopinte, colorate, che si affacciano sul mare, sono un colpo d'occhio eccezionale. Infatti io mentre tu parlavi sono andato a riprenderle, pensate, queste sono foto scattate a gennaio, le ho scattate io 2 anni fa, queste sono in pellicola, siamo a Monterosso al mare, però guardate che bellezza, tutto questo a gennaio, provate a figurarvelo adesso in pieno agosto, qua siamo a Monterosso, cos'è? Punta del Mesco questo, o sbaglio? Sì, sì, Ecco. assolutamente. Cioè, basta vedere il colore delle acque, no? Sembra di essere veramente in qualche mare tropicale. È veramente un impatto incredibile, oltre poi a essere luoghi magici per tutto ciò che fa parte anche della tradizione del posto, sempre in riferimento a quello che raccontavo prima, questa armonia che c'è tra natura e uomo. Le Cinque Terre sono note per i muretti a secco, sono queste Esatto. costruzioni, chiamiamole barriere, realizzate proprio dall'uomo per far sì che quel poco terreno coltivabile sia ancora adatto soprattutto per i vigneti, cioè sono proprio quelli che vengono chiamati terrazzamenti, no? E vengono trattenuti da questi muretti con pietre incastrate l'una sull'altra senza l'uso della calce o del cemento. In questo modo questi muri, che tra l'altro alcuni sono veramente molto antichi, riescono a trattenere il terreno dove vengono coltivate alcune varietà di ortaggi, gli ulivi, ma principalmente i vigneti. Ed è molto affascinante assistere anche alla vendemmia che avviene nelle Cinque Terre, a tutti gli effetti classificata come viticoltura eroica, perché è veramente faticosissimo andare a vendemmiare su questi terrazzamenti e anche se hanno avviato una serie di modalità diciamo più moderne, è faticoso comunque perché implica veramente un'attenzione e uno sforzo notevole. Ecco, mentre parlavi, infatti, abbiamo visto Vernazza con i terrazzamenti, anche qui fotografati in gennaio, però nel vederli in gennaio si notano comunque in maniera più nitida e sono qua su in alto per chi ci sta seguendo attraverso i canali video della nostra radio. Vedete che sono appunto questi terrazzamenti dove ci sono sia i vigneti che anche piccole piante di ulivo. Uno degli inquadrati era il papà di Lorenzo Viviani, che come sapete è anche presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, e in particolare, insomma, queste erano delle foto che abbiamo scattato per un libro con i ricordi di suo padre, che peraltro è uno dei più noti pescatori di Monterosso al mare. E quindi c'è da aggiungere una cosa: le Cinque Terre sono state, almeno fino alla scoperta del turismo, almeno fino ai primi anni 60, in realtà un territorio poverissimo, che poi però è stato ampiamente scoperto e apprezzato da milioni di turisti in tutto il mondo, tant'è vero che oggi in certi paesi delle Cinque Terre, correggimi se sbaglio, c'è addirittura il numero chiuso e comunque non si può accedere con la macchina, potete solo andare in treno e basta.
Corretto, oppure in alcuni casi si arriva via mare, si arriva direttamente, a La Spezia, e lì soprattutto diciamo nella stagione, estiva c'è, il collegamento che porta, alle Cinque Terre. E tra l'altro di fronte troviamo anche 3 isole molto carine, la Palmaria, Tino e Tinetto. Anche quelle sono veramente delle perle che escono dall'acqua del mare, e ancor prima, diciamo così, come porta di accesso, abbiamo, Porto Venere, un'altra località Bellissima. meravigliosa, stupenda. Tra l'altro c'è, questa famosa chiesa di San Pietro che sorge proprio sulla roccia finale di questa scogliera. Un tempo lì c'era il tempio della dea Venere, ecco perché si chiama Porto Venere, successivamente riadattato, e ora c'è questa chiesa dalla quale si nota tutto il mare, quindi ci si affaccia letteralmente sul mare, e lì sotto troviamo anche la famosa grotta di Lord Byron, perché questi luoghi erano talmente belli che inevitabilmente erano meta anche di poeti letterati che trovavano ispirazione guardando il mare. Quindi sono luoghi magici. Ecco qua, vedo, Decisamente. E vedo oltre a trovare ispirazione mangiavano anche bene, mi pare. mangiavano benissimo, perché tra le varie specialità, come si vede dall'immagine, ci sono le acciughe di Monterosso. Pensa che sono sempre state classificate come cibo povero, no? In sostanza erano un po' il pescato che avanzava dalle barche dei pescatori, e oggi sono proprio una prelibatezza assoluta. Tra l'altro hanno una pesca protetta, perché Sì. vengono controllate, e solitamente si preparano marinate, oppure si possono aggiungere ad alcuni altri piatti, oppure le troviamo anche sotto sale. Però a parer mio quelle più buone sono quelle marinate, assolutamente sono, e lì sono, cioè, si mangiano principalmente a Monterosso. Altro piatto è sempre la zuppa di acciughe e patate, che si trova invece a Vernazza. È una sorta di, chiamiamola così, contaminazione tra mare e terra. Un altro piatto gustosissimo, un piatto tipico, un piatto che fa scoprire da un lato appunto il gusto intenso del mare, ma anche tutta la tradizione legata all'entroterra. Insomma, come dico sempre, in Italia abbiamo la capacità di unire con equilibrio i piatti, scusa, gli ingredienti di mare con gli ingredienti di terra, e il risultato è sempre il top, Nino. Insomma, ci sono dei piatti Decisamente. fantastici. Decisamente. Questo è il famoso tian, no? Di Sì. acciughe. Tian, sì, che significa tegame di acciughe, insomma, in sostanza. Ma cosa ci si beve di bello? Vedo qua Sciacchetrà. Che cos'è questo Sciacchetrà? Per il riferimento ai terrazzamenti con i vigneti dei quali abbiamo parlato prima, il vino tipico delle Cinque Terre, questo Sciacchetrà, il cui nome deriverebbe, diciamo che è l'ipotesi più accreditata, da un termine dialettale che significa schiacciare, sciacca, inteso proprio come schiacciare le uve. Questo è un vino dolce, tra l'altro ha una lavorazione, una vinificazione abbastanza lunga, quindi non solo è complessa e lunga la vendemmia, ma anche la produzione del vino è particolarmente delicate. Infatti le uve vengono raccolte e poi vengono lasciate essiccare
all'incirca per 2 mesi, in modo tale che ci sia un concentrato di zuccheri più alto. Successivamente vengono pigiate, insomma, e poi abbiamo questo nettare favoloso che ha un colore ambrato intenso, con delle punte molto forti, al naso troviamo sapori, troviamo profumi di frutta secca, albicocca, sentori di miele, sono tutte caratteristiche che ritroviamo anche al palato. Essendo un vino dolce, lo si abbina principalmente magari a una pasticceria secca e si abbina anche ai formaggi, ed è un'altra delle perle delle Cinque Terre. Infatti se ne trovano veramente poche bottiglie ed è una rarità, è proprio un prodotto di nicchia, una rarità. E se io invece ti mostro queste? Queste anche qua sono intramontabili, perché ci troviamo di fronte a un bellissimo piatto di trofie. Tra l'altro pensa, le trofie sono tra le portate più richieste dagli stranieri, a prescindere che ci si ritrovi in Liguria, a Roma o da un'altra parte, le trofie sono state scoperte dagli stranieri e piacciono molto. Anche in questo caso il nome deriva dal movimento che viene fatto con la mano per realizzare questa pasta, e vengono condite con questa crema meravigliosa, nient'altro è che il pesto ligure. Quindi anche qua, arrivando poi verso La Spezia, quando poi proprio si imbocca il territorio della Liguria, ci sono questi campi di basilico meravigliosi e si sente un profumo, ma proprio passando anche la macchina, quindi molto affascinante, molto affascinante. E allora, visto che ci avviamo alla conclusione di questa nostra chiacchierata, andiamo anche a vedere un bel posto. Che cos'è questo? Fammi vedere bene la foto, che non riesco a visualizzarla, perché io in questo momento sono in Lunigiana e Capummagro. Ah, eccoci qua, perfetto, eccoci qua. Un altro piatto, certo, il cappomagro, un piatto che nasce come piatto povero, anche lui, sempre andando a recuperare gli scarti della pesca del giorno, ed è un alternarsi di pesce, di verdure e di pane ammollato. Successivamente poi sono state aggiunte magari degli ingredienti un pochino più raffinati, però nasce proprio come piatto povero, veniva preparato in occasioni particolari, ma fortunatamente oggi lo troviamo in tutti i periodi dell'anno, e anche questo è un piatto che unisce sapori di mare e sapori della terra, è eccezionale. Ultimamente poi hanno aggiunto la salsa verde, quindi riescono a creare veramente delle portate fantastiche da provare, da mangiare, delizioso. Maddalena, senti, ma secondo te quali sono i posti irrinunciabili da vedere nelle Cinque Terre? Il Giro delle Cinque Terre è da fare su tutto il territorio. Ripeto, comprende circa 15 chilometri, quindi i luoghi, i borghi sono affascinanti. Da dire tra l'altro che Monterosso porta con sé anche il legame forte con Eugenio Montale, c'è tutto un percorso dedicato a Montale. Ed effettivamente quando si arriva a Monterosso e si conoscono, si leggono i testi di alcune delle sue poesie, ci si immedesima completamente nella scrittura del poeta. Quindi io direi che una tappa su tutte e 5 questi borghi è da fare assolutamente, come da percorrere anche la famosa Via dell'Amore. Questo percorso lungo all'incirca 1 chilometro, chiamato così proprio perché è talmente bello che riempie il cuore, è romantico, ma tutti lo possono percorrere. Tra l'altro ultimamente è stato messo ulteriormente in sicurezza, quindi è adatto anche per i bambini. Benissimo, allora io direi
che la prossima settimana, per il nostro ultimo appuntamento, purtroppo, per questa stagione, dedicato al giro dei bei posti nel nostro paese, avremo modo di ritrovarci, però la poesia delle Cinque Terre è poesia sia, diciamo così, fisica che anche spirituale. Io vi voglio salutare Maddalena ringraziandola con questa foto sempre scattata da me a Monterosso, i limoni appunto di Montaliana Memoria. Vediamo se faccio ancora tempo a trovare pure la poesia, perché così almeno chiudiamo avendo nutrito lo spirito e l'anima, e naturalmente eccoli qua. Allora, se permettete, per te e per tutte le gentili fanciulle che ci stanno ascoltando, per tutti quelli che amano le Cinque Terre, ascoltami. I poeti laureati si muovono soltanto tra le piante dai nomi poco usati, bossi, ligustri o acanti. Io per me amo le strade che riescono agli erbosi fossi, dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla. Le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. Meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro, più chiaro s'ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, e i sensi di questo odore che non sa staccarsi da terra e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra, qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è l'odore dei limoni. Grazie. Grazie Nino, fantastica davvero. Decisamente. Allora, appuntamento a lunedì prossimo e che dire di più? Grazie ancora a te del tuo tempo e della disponibilità. A voi, grazie a tutti. A presto. This is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lisa dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non sei più. Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. Eppure quasi fino a ieri mi chiamavi amore. Oggi non ci sono più. Classe seconda B, il nostro amore è cominciato lì. Lisa dagli occhi blu, senza le trecce non sei più tu. La primavera è finita, ma forse la vita comincia così. Amore fatto di vento, il primo rimpianto sei stata tu. Lisa dagli occhi blu. Cerco negli occhi tuoi la tenerezza che più non hai. Eppure quasi fino a ieri mi chiamavi amore. Tu
sono più classe seconda B. Chi avrebbe detto che poi finiva qui? Piove silenzio fra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. La primavera è finita, ma forse la vita comincia così. Amore fatto di vento, il primo rimpianto sei stata tu. La primavera è finita, ma forse la vita comincia così. Amore fatto di vento, il primo rimpianto sei stata tu. Antonino, di nuovo a te la linea. Benissimo, grazie Sveva, alle 13:29 minuti e 25 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie a Maddalena Baldini per il suo tempo e come sempre per questo bellissimo viaggio all'interno delle Cinque Terre. E che dire di più che la bellezza di questo luogo è semplicemente straordinaria, veramente straordinaria. E naturalmente io non posso che consigliarvi di visitarla e naturalmente di essere presenti da quelle parti, farvi vivi da quelle parti. Allora, che ora si è fatta in questo momento? Le 13:30. Quindi Sveva, se vuoi fare la pausa, falla pure ora, anche adesso, non è un problema. Va benissimo. Come meglio credi. Mandiamo 2 jingle. Eccellente, grazie. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Di nuovo a te la linea, Antonino. Perfetto, grazie ancora. Allora, bella gente, noi naturalmente andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, con la nostra Capitaneria di Porto. E allora, già che ci siamo, 02 9294 7222, se avete voglia di dire la vostra e naturalmente se avete voglia di essere insomma dei nostri per quanto riguarda la nostra trasmissione, anche perché tra poco noi passeremo a occuparci della come si dice, a occuparci del mercatello e in particolare nel nostro mercatello noi avremo modo chiaramente di raccontarvi qualcosa di inquietante. Quel qualcosa di inquietante altro non era che il giorno, oggi lo sapete, oggi è il 18 di agosto e che appunto, e in particolare diciamo che no, non ci sono foto, però ho una domanda per te, Sveva. Dimmi la verità. Tu, quando ti trovavi a questa data, più o meno, no? Quanta paura ti veniva a vedere quelle pubblicità, lo sai, che apparivano
nelle TV, che apparivano su tutti i canali, dove puntualmente e adesso compra il bellissimo zaino di questo, lo zaino di quell'altro, lo zaino di quell'altro ancora. Tu come ti trovavi? Allora, devo dire che quando ero forse elementari, non lo so, sì, forse elementari, a me piacevano tanto, mi gasavano proprio tanto i diari, gli astucci, gli zaini, proprio mi piaceva la fine dell'estate e ricominciare. Poi dopo le elementari ho cominciato ad avere paura. Quindi devo E dire che perché hai avuto paura? all'inizio mi piaceva tanto, sai, tipo la cancelleria, andavi con i tuoi a comprare tutto il necessario, no? E dopo Sì. no, dopo proprio la tachicardia. Oddio mio, beh, quello anche a me, ti dico la verità, perché francamente era inquietante davvero avere a che fare, cioè tu arrivavi lì e dicevi: "Ma benedetti Dio, io ora che cosa devo fare?" Cioè dicevi: "Che cosa mi tocca? Cosa mi succederà?" Perché non era tanto questo, quanto il fatto che, sai, tu arrivavi e dicevi: "Okay, benissimo, tutto molto bello", però dico io, giusto il 18 di agosto mi devo trovare con questo dramma continuo di essere lì col pensiero che: "Oddio, oddio, ma mo che cosa faccio? Ma mo che cosa mi tocca?" Capisci? Era qualcosa di drammatico per me. Io mi trovavo malissimo, ma male, 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 male per davvero, no le chiacchiere, cara Sveva. E quindi sai, diciamo che sì, molto bello pensare quella, però non ti godevi mai quel poco di scuola che t'arrivava, quel poco di vacanza che ti restava, non ti godevi mai il principio che potevi dire: "Vabbè, facciamo che avremo modo di riposare ancora un po' e poi" no, niente, nulla. E non c'era niente da fare, ti toccava e nel toccarti dovevi per forza accettare che le cose andassero così. Non potevi fare altrimenti. Purtroppo ti toccava, ed era drammatico, veramente drammatico. Senti, allora, diciamo questo 02 92 94 7222 e insomma intervenite anche voi, dite la vostra, fatevi sentire perché noi naturalmente abbiamo piacere di ascoltarvi, piacere di vedervi, piacere di sapere insomma quello che state facendo, che cos'era la scuola per voi, se in questo periodo vi trovavate, diciamo così, anche voi a vivere questo momento non facile, perché noi francamente ci trovavamo abbastanza, almeno io non mi trovavo bene e mi prendeva questa, come vi posso dire, mi prendeva questa drammatica visione, questo momento così tremendo. Dici: "Ma devo cominciare?" Sì, devo cominciare. E poi purtroppo è un dramma. E poi purtroppo è un dramma e quando è un dramma, ti tocca accettarlo. Bene. Le 13:37 minuti e 12 secondi sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà e naturalmente noi continuiamo con il mercatello di oggi. Io sono andato a vedere sul sito sull'archivio storico della Stampa di oggi un po' di cose dal passato. E allora scavando sono venute fuori tutta una serie di cosine, diciamo così. Sono venute fuori per esempio delle curiosità di tutti i vari anni scolastici che si sono susseguiti nel corso della storia d'Italia.
Per esempio, nel 1970, questa è la stampa di mercoledì 30 settembre del 1970, si scopre che i ragazzi non vanno più a scuola con la cartella. Pensate, in classe con lo zaino o il tascapane militare. Alla vecchia cartella i ragazzi preferiscono oggi borse più pratiche e fantasiose. Per le studentesse una novità, il sacco di pelle di capra, che già di suo è abbastanza inquietante. Tutte le scuole, dalle elementari alle medie superiori, si riapriranno giovedì mattina, perché dovete sapere che fino al 1977 le scuole aprivano il 1° ottobre. Difatti i bambini che cominciavano la prima elementare a ottobre erano chiamati remigini proprio per questo, perché il 1° ottobre è San Remigio. Dicevamo, si riapriranno giovedì mattina. Questa è per ora l'unica scadenza comunicata ai provveditori. Una circolare ministeriale preciserà in seguito la fisionomia del nuovo anno, che dall'inizio pone molti interrogativi: trimestri o quadrimestri, settimana corta, esami di riparazione, voto o valutazione dell'alunno con un giudizio interpretativo della sua personalità? La riforma sta maturando e il 1970 non mancherà di portare il suo contributo in novità. L'anno prima era stata introdotta la riforma cosiddetta sperimentale, quella che tu portavi le materie. Rimase fino al 1998. Vi voglio spoilerare questa roba. Accanto a questa trasformazione, per i genitori c'è un problema immediato. Quanto spenderò per mandare a scuola i miei ragazzi? E qui cominciano i guai, sentite un po'. Il 1° ottobre è anche il momento delle cifre. Per i ragazzini delle elementari la spesa riguarda soltanto vestiario e cancelleria. Ecco alcuni prezzi praticati in un grande magazzino. Grembiule da 1.500 a 3.750 lire. Che uno dice, ma quanto saranno in euro attuali 1.500 lire del 1970? E ve lo dico subito. Sono niente po' di meno che 13,93 euro. Quindi un grembiule 13 euro, oppure 3.750 lire sono 34,82 euro. A questo punto io voglio sapere quanto costa oggi un grembiule, perché grembiule scolastico, ecco qua. Voglio vedere su Google quanto viene in vendita. Vediamo, qui c'è una grembiule scuola, lo vediamo su Amazon quanto viene un grembiule per andare a scuola, vediamo un po'. Un grembiule per andare a scuola elementare, ragazzi, da 22, 20, 18 fino a 32 euro. Quindi più o meno siamo in linea con i prezzi del 1970. Cartella da 1.000 a 5.000 lire, signori. 5.000 lire del 1970 sono... Cioè una cartella costava la bellezza di 46,43 euro. Vediamo quanto viene una cartella da scuola oggi su Amazon. Vediamo. Cartella da scuola, ecco qua che si carica. Più che altro c'è uno zaino scolastico impermeabile, 30 euro. Sì, però lo zaino firmato 55, quindi diciamo che siamo lì come prezzi al 70, più o meno siamo lì. Astuccio da 600 a 1.600 lire, vediamo 1.600 lire quant'è oggi, un astuccio, 1.600 sono 14,86 euro, comunque carucci, Copri quaderni 5 per 150 lire, 150 lire 1,39 euro, costicchiavano pure questi. 5 quaderni 250 o 1.500 lire, scusate un attimo, i più scarsi venivano 5 quaderni, un pacco da 5 quaderni 2,32 euro. Insomma. Tempera matite da 50 a 150, stilografica da 300 lire, proprio la più scarsa, 300 lire 2,79 euro, fino ad addirittura a 1.600 lire. 1.600 lire,
che sono 14,86 €. E già, perché nel 1970 a scuola ancora si usava, c'era già la penna sfera, per carità, ma si usava anche la stilografica, perché la stilografica, dando una grafia nettamente più elegante, era quella che si consigliava per la cosiddetta bella grafia, o con una ripetizione un po' odiosa e un po' pedante, bella calligrafia, perché che è sbagliato, perché calligrafia, appunto, kalos kalé, kalon in greco vuol dire bello, quindi calligrafia vuol dire in bella grafia, quindi bella grafia. Bah. Vedete che succede quando si diceva bella calligrafia a scuola. Un corredo, sì, un corredo che può costare da 4.500 a 17.000 lire circa, a seconda della merce scelta. Pensate un po' voi che roba, cioè 17.000 lire per un corredino di scuola, totale 157,87 €. Quanto avete speso a figlio l'anno scorso? Solo di equipaggiamento? Altro discorso. Queste sono le elementari, gente. Altro discorso per gli studenti delle medie. Qui il capitolo più pesante è rappresentato dai libri di testo, che tra l'altro hanno il difetto di avere vita brevissima, fanno eccezione qualche vocabolario, qualche storia della letteratura, qualche volume di matematica, una grammatica particolarmente riuscita. La vita breve degli altri testi è giustificata da molti pedagoghi, perché la scuola sia il più possibile aderente alla realtà, ci vuole un ricambio veloce. Il mercatino dei libri usati davanti agli ingressi degli istituti di anno in anno fa sempre più magri affari. Anche per i libri nuovi i prezzi sono saliti per l'incidenza dell'aumento dei costi di produzione. Guarda un po'. Per le prime classi delle medie inferiori, le famiglie che dovranno sostenere una spesa si aggirerà sulle 25-30.000 lire. Cioè 30.000 lire per la scuola media sono 278,59 €, ragazzi. 50.000 per le superiori. Non oso immaginare. 50, 1, 2, 3, 464 € di adesso. 15.000 sono solo di tasse, tra l'altro. Vediamo quant'è, 15.000 lire, 15.000 di tasse sono 139,29 voleva lo Stato per la scuola superiore. Qualche migliaio di lire in meno nelle classi successive, dove non vi è tassa di immatricolazione e si usano vocabolari e atlanti già acquistati. Qualche nota curiosa: anche nel corredo scolastico la moda fa sentire la sua influenza, cercando di rendere più gradevole l'incontro col banco. Un rapido shopping nei grandi magazzini ci ha fatto scoprire le novità. La vecchia cartella a mano è quasi soppiantata dallo zaino sulle 10.000, che comunque sono bei soldi, perché le 10.000 del 1970 sono 92 € attuali. Ammazza quanto costavano gli zaini, molto più di quanto costano adesso. Comodo soprattutto per i più piccoli. Per i più grandicelli si afferma la borsa tipo viaggio o il tascapane militare, dalle 2.500 alle 6.500. Insomma, 6.500 quante sono? 6.500, 60,36 € un tascapane militare. Ma se vai al mercatino a Vibo Valencia la domenica mattina, il sabato mattina lo trovi con 20 €. Mamma mia. Da usare come lavagna per scriverci col pennarello frasi contestatarie. Quest'anno per le ragazze è stato lanciato il sacco di pelle di capra rosa, 10-13.000 lire, cioè circa 90-100 € attuali. Più è spelata, più incontra favore. Pratici alla portata di tutte le borse i portalibri con maniglie che sostituiscono le vecchie cinghie d'elastico. Costano da 2.800 lire in su. Nel settore grembiuli, dove già da anni è stato risolto il problema della stiratura coi tessuti antipiega, si è pensato anche alle macchie. Il mercato è invaso da questi tipi in stoffa antimacchia e subito pronti a prezzi ridottissimi, dalle 1.250 lire in su. L'era romantica del grembiulino bianco, che ogni giorno la mamma lavava e stirava con impegno, è ormai un ricordo, e vorrei ben dire. Quindi questo succedeva nell'anno di grazia 1970, 55 anni fa. Nell'agosto dell'82, quando avevamo vinto il mondiale, ve lo ricorderete, no?
quel bellissimo mondiale di Spagna, ecco, nell'agosto del 1982 i gusti erano cambiati. La Stampa il 29 di agosto, anzi il 28 di agosto, che è sabato 1982, titola: nella cartella Pierrot batte Mazinga, la gomma è un rossetto profumato. Si inizia la ricerca al corredo per lo scolaro, in media si spende circa il 20% in più, la pelle sostituita dallo Sky in valigette da 12 a 30.000 lire e 30.000 lire del 1982 che erano l'equivalente di, vediamo un po', 54,28 euro attuali, e 1.500 lire per il quaderno rigido, cioè 1.500 lire un quaderno, cioè 2,71 euro. Il conto alla rovescia per l'avvio del nuovo anno scolastico, scrive la Stampa, si è ormai iniziata e i negozi di cartolibreria già ostentano colorate vetrine ricche di richiami per scolari e studenti. Anche quest'anno il corredo scolastico offre novità divertenti per i ragazzi, ma amare sorprese per le famiglie. I prezzi sono saliti. In alcuni casi i rincari superano il 20% rispetto all'81. Tra cartelle e quaderni, portapenne e album, in grandi magazzini e negozi specializzati del centro, siamo andati alla ricerca della moda scolaro e dei relativi prezzi. Niente di nuovo sul fronte delle cartelle, salvo che la pelle è definitivamente scomparsa, soppiantata da Sky sempre più raffinato. Dal magazzino al negozio più elegante, la scelta si orienta su colori vivaci: rosso, blu, rosa tenue, viola, giallo. E anche i prezzi sono vivaci, non meno di 12.000 lire per una piccolissima cartella da prima elementare. Si sale subito fino a 30.000 lire per le dimensioni normali. Vediamo quanto sono 30.000 lire dell'82. 54,28. Lo Sky fa miracoli, imita la pelle, il velluto, la stoffa, la canapa, si arricchisce di inserti di altri materiali, ad esempio cavallino bianco, e subito si raggiungono le 50.000 lire, che sono, vediamo un po', 90 euro per una cartella, ragazzi. Accanto alla tradizionale cartella, i neoscolari scelgono le valigette a pois o i beauty a righe o il bauletto di cartone colorato, che unico esemplare costa solo 10.000 lire. Le fogge cambiano, ma il costo rimane all'incirca uguale, sulle 20-25.000 lire. La cartella è solo il primo passo per dotare il ragazzo del corredo necessario ad affrontare i 9 mesi di scuola. Subito dopo c'è anche il portapenne, e anche in questo campo la fantasia dei produttori si è sbizzarrita per catturare l'attenzione del piccolo acquirente. Il più comune portapenne di plastica, cioè l'astuccio, si aggira tra 1.500 e 10.000 lire. Si arriva fino a 25.000 se contiene penne, colori, righe. Persino il vecchio, scomodo ma simpatico portapenne in legno costa la bellezza di 4.500 lire. Ora io vorrei capire, no? Nel 1982, 4.500 lire, 8,14 euro di adesso. Io vorrei capire chi cavolo si portava a scuola il portapenne di legno, che come minimo si poteva usare come corpo contundente. L'Oscar del kitsch spetta senza dubbio al temperamatite. Pare che il solo temperino non lo voglia proprio più nessuno, deve avere una sua caratteristica, un'impronta di personalità, ed ecco lattine di Pepsi Cola, pendoli, pesi, macinini. Dalle 1.300 alle 2.000 lire ci sono temperini per ogni cattivo gusto. Anche le gomme offrono una notevole campionatura di orrori. Abbandonata per sempre la solida gomma rossa e verde, che tra l'altro costa solo 400 lire, 400 lire dell'estate mondiale sono 72 centesimi di adesso, se ne possono trovare tra le 800 e le 1.000 lire l'una. Vediamo, 1.000 lire. Vediamo un po'. La bellezza di 1,81 euro. A forma di mostro spaziale, animale, astronave. Il massimo l'ha raggiunto la gomma a forma di rossetto profumata alla frutta. Io voglio che qualche ragazza del 1982 mi mandi una foto o telefoni e dica: io avevo la gomma a forma di rossetto profumata alla frutta, e a che gusto. Così si può avere l'assoluta certezza di riuscire a condizionare all'uso dei cosmetici anche una bimba di 6 anni. Scusa, tu a che gusto l'avevi? No, scusate, c'è qui un'ascoltatrice che mi sta dicendo che ne aveva uno. Alla mora. E non ti vergogni. Cioè, veramente, vabbè, e ridi pure, io non lo so davvero. Quindi vedete come vengono fuori gli altarini. Le penne sfoggiano colori, decalcomanie e disegni.
La biro con la frutta 3.800 lire. La biro con la frutta. Cos'è questa biro con la frutta? Oddio, 3.800 lire, 6,88 euro. Quelle ananas o fiori o ricche di righe si attestano sulle 1.400. Per fortuna esistono ancora le tradizionali biro senza fronzoli a 500 lire l'una o ancora 3 per 1.000 lire. Fatemi capire, una normale penna biro 500 lire dell'82, cioè 90 cents di adesso. Cavolo quanto costava. Ecco, fateci caso, nell'82 di penne stilografiche a scuola non se ne parla più. Solo biro. Finalmente si arriva al diario, pezzo forte del corredo scolastico. Per annotare compiti a casa, note, orario delle lezioni sarebbe sufficiente una normale agenda. Mamma mia che siete sparagnini, colleghi della stampa. Ma in questo caso ogni anno sarebbe uguale a un altro. Invece no, ogni stagione ha i suoi eroi. A dire il vero, per ora non c'è il personaggio. È tramontata la moda del calcio, malgrado il mondial. Scomparsi lo stile USA Ermi e Mazinga mostruoso. Però si affacciano nel corredo scolastico dolci Pierrot, sornioni Chaplin, strampalati disegni di gelati rovesciati sul tavolo. Solidarietà a chi nel 1982 ha comprato questa roba. Infine i quaderni, neppure il più ovvio strumento di studio sfugge alla moda. Copertine colorate piene di disegni che riproducono quelli dei diari. Alcuni anni fa 400 lire erano la norma, cioè un quaderno 400 lire dell'82, cioè 72 centesimi. Oggi a quel prezzo si trovano solo i più tradizionali. Per accontentare il figlio ed evitare un'ossessiva serie di pranzi scanditi dal fatidico «Il mio compagno è il quaderno con la faccia di Pierrot», si cede e si spendono almeno 700-800 lire. Se poi, con inusitata ingenuità, si pensa di risparmiare e si convince il ragazzo a scegliere il quaderno come l'avevo io, quello con la copertina rigida nera e il bordo viola, si commette un grave errore. Costa 1.500 lire, cioè 2,71 euro. Cavolo, 3 euro un quaderno, benedetti Dio, ma quanto diavolo costava sta roba, mamma mia. Ma il 23 di agosto, sempre di quel lontano 1982, la stampa aveva messo il dito nella piaga. L'Italia che cambia, snobbata la vecchia abitudine dei ragazzi bene. Amico diario, non ti voglio più. Ah, mi dispiace, non si usa più il diario per raccontare la propria vita privata e diventa solo uno strumento scolastico. 7.000 lire al supermarket per un po' di tristezza. È florido il commercio dei libretti per confessare pensieri segreti. Ma come? Prima non lo volevate per raccontare i cavoli vostri e poi invece va bene. 7.000 lire sono 12,67, 12 euro di oggi. Nelle cartolerie sui banchi dei supermercati che espongono la merce per i prossimi giorni di scuola, un largo spazio è dedicato ai diari. Non si tratta soltanto di quelli per segnare compiti e lezioni, ma invece leggiadri libretti con la copertina invitante piuttosto romantica, con titoli accattivanti come Dolly Dolly oppure Pierrot Love o Darling, nelle cui pagine soprattutto le ragazzine dovrebbero scrivere pensieri segreti, forse amorosi, oppure no. Certo, questi oggetti in vendita presuppongono una clientela particolare disposta di mezzi perché costano cari, ma oggi i ragazzi hanno parecchio denaro. Sono loro a scegliere e a decidere. Nel caso dei diari, quasi tutte le femmine ne comprano uno. Ecco un'alunna della terza media che ha scovato tristesse, l'unico rimasto con questa parola. Incuriosita le chiedo perché. Siamo in montagna, la ragazzina si aggira nel reparto scolastico del grande magazzino, spende 7.000 lire per la sua malinconia. Mi dice che incomincerà subito, appena giunta a casa, a riempire le pagine bianche e naturalmente cercherà di farlo di nascosto dai genitori. Non sa spiegare bene il motivo di quella necessità, è attratta dalla bellezza del diario, rilegato, colorato, con illustrazioni delicate. Afferma che le piacerebbe scrivere poesie perché spesso ha voglia di piangere. Mi racconta che anche le sue amiche fanno così, qualche volta tra di loro si passano questi diari, li portano a scuola, li leggono invece di seguire le lezioni. Sveva, tu l'avevi un diario così? Dimmi Io, di no, ti certo. prego. No, dai. Tristesse. Tu avevi tristesse? No, il mio diario era molto bello in realtà.
Ah, meno male, siamo commossi perché francamente io solo all'idea di gente che si racconta le proprie tragedie nel diario e addirittura se la passa a scuola con la compagna, io sto veramente Ma male. c'erano i diari segreti quando uno Sì, parlava di quelli col delusioni lucchettino. d'amore, di tutte Eh, queste cose qua, di quando uno era piccolo, però erano sia felici che tristi, ce le passavamo anche ecco. noi, eh. Siamo commossi. Allora, chiudiamo con la stampa di martedì 18 settembre del 73. La ripresa delle scuole, una scuola progettata per l'anno 2000, signore e signori. Ecco, no, io devo mettere la condivisione schermo a questo punto perché lo dovete vedere, è veramente orrenda. Scusa un attimo, Sveva, arriva subito, perché non ti spaventare, soprattutto, eccola qua. Ah! Ecco, secondo la fantasia di un architetto in vena di futurismo, come apparirà la scuola nell'anno 2000. Sarà un complesso di immense torri che domineranno interi quartieri di una metropoli. Questi giganteschi edifici saranno perfettamente attrezzati per assicurare l'educazione ai ragazzi e ragazze dalle elementari all'università. Antonino, scusa, non si vede niente. Come non si vede niente? Cavolo, ho attivato la condivisione di questo benedetto Teams. Ah, vabbè, lasciamo perdere, ve lo leggo. Col passare degli anni, gli alunni, invece di cambiare scuola, cambieranno piano, saliranno sempre più in alto. Ci saranno servizi centralizzati di cinema, televisione a circuito chiuso a captazione esterna da diversi paesi e continenti mediante satelliti, cervelli elettronici, macchine calcolatrici, nuovi apparecchi per insegnamento che al momento non si possono neppure per ipotesi presentare. La scuola sarà la città per l'educazione nella quale si entrerà al mattino e si uscirà a sera senza avere più da pensare in caso a compiti o ripassi. Più o meno è andata così, più o meno per quanto riguarda la tecnologia. Va bene, abbiamo finito, bella gente, grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con Fausto Papetti, Live and Let Die del 1973, appuntamento domani alle 8:30 con la rassegna stampa, alle 15 Giovanni Sallusti ora con la sua Liberamente e poi invece domani dopo la rassegna stampa Onda Libera con Giulio Cainarca e ancora Capitaneria di Porto alle 12. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buon pranzo. Avete ascoltato Capitaneria di Porto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera.